Microfono? Non si sente il microfono? Si sente? Eccolo qua. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno ai presenti in queste sale e a quelli che ci stanno guardando da altre sale che sono state riempite, perché questo incontro è un'occasione eccezionale. Avete, grazie anche a Confartigianato, avete l'occasione di prendere due giganti in una sala sola, sala capiente, ma dimostra la loro importanza, lo dimostra il fatto che c'è questa attesa, c'è questa partecipazione. Insomma, complimenti a Confartigianato per aver avuto l'idea e per essere riuscita a portare insieme due pezzi da 100, non da 90, che ci introdurranno e ci guideranno in una riflessione sulla coscienza e sull'intelligenza artificiale, ma soprattutto, sottolineo, sull'uomo. Sono due mondi, quello umano e quello artificiale, che ci spaventano, entrambi. In realtà sono clamorosamente affascinanti e la dimostrazione sono i due personaggi che sono qui con noi oggi. Io chiedo, prima di iniziare questa chiacchierata, perché tale vuole essere, chiedo a Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Imprese della Marca Trevigiana, di portare il suo saluto e soprattutto lo ringrazio a nome di tutti voi per questa opportunità. Sì, grazie. Grazie Aria. Un breve saluto da parte mia, naturalmente a quanti siete qui convenuti. Oltre al saluto, un ringraziamento per aver accettato l'invito ai nostri due relatori e ricordo, vedendo qui anche un vecchio presidente di Confartigianato, il commendator Battistella, sempre giovane dal punto di vista di età, vecchio dal punto di vista di presidenza, perché il dottor Fagin è venuto nel 1995 a inaugurare il nostro centro informatico dell'associazione, che allora si chiamava CEDART, e il professor Andreoli l'abbiamo avuto ospite nel 2016 per altri incontri su questi temi. Quindi li ringrazio perché sicuramente daranno lustro anche a questo tema e saranno utili soprattutto ai giovani. Saluto e ringrazio i miei colleghi presidenti mandamentali, la mia collega di Belluno Scherzanella che è venuta. Vedo che c'è anche tanta gente e tanti nostri colleghi, quindi a tutti un saluto. Però ringrazio soprattutto il professor Corò che ci ha dato l'organizzazione di questo sito e assieme a lui non solo gli studenti dell'università ma anche gli studenti delle scuole superiori, e ringrazio per questo i loro insegnanti, i loro dirigenti scolastici, perché credo sia un appuntamento utile a tutti. Perché qualcuno si chiede, Confartigianato, seppur nell'anno del 50esimo, quindi una ricorrenza importante, affronta anche questi temi che all'apparenza possono magari non centrare tanto. Io ricordo solo che è vero che noi siamo un'associazione di categoria, come tale dobbiamo rappresentare o cerchiamo di rappresentare gli interessi dei nostri associati, ma esiste anche Confartigianato Imprese, noi siamo un'associazione di persone, le persone vivono nei territori, nelle loro comunità e quindi è giusto e doveroso che qualche volta contribuiamo anche noi al vivere meglio delle nostre comunità, soprattutto in un periodo nel quale nessuno parla di futuro, viviamo sempre di emergenze. Io credo che invece, soprattutto ai giovani, bisogna dare anche qualche speranza e qualche opportunità nel futuro. Quindi temi come questi credo siano e debbano essere discussi, così come magari anche temi importanti come la bioetica o anche il fine vita, cioè temi che ci azzeccano sulle relazioni sociali di una comunità. Perché se noi vogliamo avere un futuro migliore, credo che
Nelle comunità si deve pensare, per le comunità si deve pensare alla crescita economica, ma si deve soprattutto pensare a una coesione sociale nella quale le persone vivono bene. Noi vorremmo essere ricordati tra quelli che cercano di dare un futuro ai giovani e non tra quelli che vogliono toglierlo. Questo è lo spirito e quindi grazie a tutti della presenza e mi auguro e spero, ma sono certo, come diceva prima Ario, che ringrazio di aver accettato l'invito di fare da coordinatore di questa giornata, abbiamo 2 pezzi d'accento e credo che l'incontro sarà utile a tutti. Grazie e buona giornata. Grazie Presidente. I 2 pezzi d'accento di cui sopra sono autori di 2 libri che, letti insieme, diciamo così, o parallelamente, in maniera quasi contemporanea, sono davvero affascinanti e offrono più spunti di riflessione, perché partono da 2 mondi diversi. Il professor Vittorino Andreoli, insomma, non presentiamo ovviamente i personaggi, insomma, sono talmente noti che non perdo molto tempo, insomma, a presentarli, però il professor Vittorino Andreoli, medico, sono io che disturbo no, il microfono? Qual è? Ah, quello là, ecco. Medico, ha dedicato la sua vita allo studio del cervello umano. Definiamolo di carne, anche se insomma la sostanza è un po' diversa, ma insomma il cervello di carne. Federico Faggin ha dedicato la sua vita allo sviluppo, allo studio del cervello di silicio, o poi di plastico, o poi insomma di tanti altri materiali che hanno contribuito a realizzare queste cose, queste appendici del fisico che ci portiamo addosso. Uno ha studiato la fisica, uno ha studiato il fisico, che apparentemente sono qualcosa di analogo, in realtà sono mondi completamente diversi, o meglio, erano completamente diversi fino a quando appunto le nuove tecnologie non ci hanno aggiunto una protesi. Allora, il libro di Vittorino Andreoli, L'uomo col cervello in tasca, è una provocazione e una sfida, perché in effetti apparentemente una parte di cervello lo abbiamo in tasca. E nei giorni scorsi, qualche giorno fa, avrete visto, chi ha letto i giornali, avrà visto un'immagine frutto di uno studio scientifico che ci ha fatto vedere come sarà l'uomo fisicamente tra un po' di tempo, condizionato nella sua postura dall'uso delle nuove tecnologie. Non so se l'avete presente questa immagine, è un uomo con il collo, la parte dietro del collo molto più lunga, ingobbito, e insomma sembra la fotografia di noi stessi quando camminiamo per strada, no? Che guardiamo questo affare benedetto maledetto. Allora, parto dal professor Andreoli e gli chiedo: si può curare o si deve curare una tendenza di questo tipo? Cioè una tendenza a trasformare addirittura il nostro fisico piegandoci alle nuove tecnologie. Si può o si deve curare? Innanzitutto buongiorno, grazie per questo invito. Io voglio partire affermando che le scoperte tecnologiche che caratterizzano questo momento storico sono straordinarie. Il computer digitale permette oggi di sviluppare, per esempio, anche le scienze della medicina.
basti pensare alla chirurgia, basti pensare a come sia possibile studiare lo stesso cervello. Quindi non mi pare che ci sia alcuna discussione nell'ammettere che il cervello digitale, che è un prodotto di questo cervello, insomma, è un po'... Pandora esce dal cervello di Zeus e quindi, voglio dire, non c'è un antagonismo di fondo, perché quella macchina, sia pure una macchina del tutto speciale, nasce dal cervello umano. E questo è una prima segnale. Quindi non si discute sulla utilità. Non so, per fare esempi di fisica, non avremmo scoperto, che so io, le onde gravitazionali che erano previste ma non le avremmo scoperte, il bosone di Higgs non lo conosceremo se non ci fosse stati al CERN, quando l'hanno dimostrato, 2000 fisici e matematici davanti a 2000 video. Quindi su questo non c'è un problema. Quello che io voglio dire, io mi occupo dell'uomo in tutte le sue manifestazioni, anche dell'uomo che non piace, insomma, quello che chiamiamo difettoso, quello che ha problemi. I matti, del resto, ma voi lo sanno tutti che io amo più i matti dei normali, che sono pochi, e quei pochi che ci sono noiosissimi. Allora, diciamo che lei sta con la maggioranza. Sì, ecco, allora io mi occuparsi dell'uomo, dal mio punto di vista, ha significato occuparsi del cervello, perché il comportamento umano, che è quello che noi vediamo all'interno di una comunità, di una società, è il prodotto in gran parte del cervello umano. E devo dire che, per accennare solo brevissimamente, io sono partito studiando il cervello nei laboratori. Sono stato prima in Inghilterra, a Cambridge, e poi per ben 4 anni negli Stati Uniti, dove ha lavorato fondamentalmente, dove si è dato grande impulso a questa nuova tecnologia. E poi ho deciso di occuparmi del cervello dentro l'uomo, invece che dentro il laboratorio, chiamiamolo così, dell'uomo, il corpo. E quindi io posso parlare di questo, che è di carne, sa? Non solo, ma oggi le posso dire che apprezzo persino che sia fragile. Una carne, insomma, molto delicata, tanto è vero che si può rompere. E ci sono infinite possibilità, non solo nelle persone avanti con l'età, ma in qualsiasi momento, che questo straordinario computers di carne possa soffrire. Ma vede, ed è importante poterlo confrontare con, però mi permetta, con un cervellino. Sono io. Lo mettiamo un po' più Sì. Scusa perché... Eccolo qua. Eccolo. Lascia. Allora, con un cervellino che è in grado, che rappresenta, pensate, nella storia dell'antropologia, è la prima protesi della mente. Se voi analizzate lo studio dalla ruota al bastone, dal motore, insomma, sono sempre state protesi del nostro corpo per andare più veloci, per essere più forti. Ecco, questa è una protesi della mente, perché è possibile delegare a questo strumento delle funzioni che sono funzioni mentali. Ora voi sapete che abbiamo finalmente capito negli ultimi anni che la mente
è la funzione dell'organo del cervello. E quindi dal cervello si produce queste funzioni che vanno dalle memorie, per esempio, ed è una delle possibilità di delega a questa protesi. Ecco, quindi amo persino i limiti, perché, vedete, la grande differenza è che questo computer produce il pensiero, produce quella che si chiama intelligenza, l'intelligere, il capire, e lo fa nella nostra civiltà, in particolare usando la ragione. Noi nasciamo con Platone, con Aristotele, i quali danno un grande spessore ad una comprensione che è logica, che è una metodologia di cui questo cervello ha la capacità di seguire i principi della logica. Bene, allora questa è una funzione, quella del pensiero, ma ce n'è un'altra, che è la funzione affettiva. E l'affettività è l'insieme delle emozioni e dei sentimenti. Le emozioni sono ben diverse dai sentimenti, perché le emozioni sono delle risposte che noi diamo a degli stimoli. Se qui facessero vedere in questo momento una macchia di sangue, daremmo una emozione al pubblico e che una volta poi tolta, con una piccola latenza, verrebbe poi, scomparirebbe. Il sentimento invece è un legame, ed ecco che noi stabiliamo delle relazioni, che vuol dire che si crea una relazione, un insieme tra io e l'altro da me. E in questo passaggio c'è addirittura un flusso di affetto, l'amore. L'amore è quella, appunto, è quella unione di due fragilità che servono, che aiutano a vivere. Una volta si diceva, cosa farei? Lei diceva a lui, ma anche lui, cosa farei io senza di te? E quella dice, ma tu lo dici e io cosa farei? Ecco, uno non avrebbe saputo fare senza l'altro, e questa meravigliosa relazione, questa unione aiuta a vivere. Quindi, come vede, addirittura le relazioni non sono qualche cosa che sono dentro la statua, il singolo uomo, ma che sta nel rapporto tra io e l'altro. I fenomenologi definivano tra io e mondo, il mondo esterno. Allora, questa caratteristica del cervello umano, perché la parola cervello è nata da qua, dopodiché i tecnologi l'hanno usata, hanno usato il termine cervello, intelligenza, Fagin persino sinapsi, anche se ci ha attaccato un CS. Quindi la sinapsi è stata una grande scoperta della neurologia. La rete è un dato della neurologia. Quando all'inizio del Novecento hanno scoperto che si poteva colorare le fettine di cervello, con la impregnazione argentica, hanno visto che il cervello è una rete. E per la nascita della rete, che è dovuta ad un grande italiano, Camillo Golgi, che lavorava a Pavia, e ad un spagnolo, Ramón Mical, nel 1906 hanno dato alla rete il premio Nobel. Quindi la rete, lo diciamo ai giovani qui dove sono, non crediate che l'hanno inventata i tecnologi, è una analisi che deriva dallo studio del cervello. Allora, dicevo che questo cervello ha le funzioni affettive. E pensate, persino i disturbi affettivi, a cui io ho sempre avuto un grandissimo rispetto, insomma, i miei matti, come voi sapete. Ecco, persino questi, adesso che c'è il cervello digitale, comincio a vederne la grandezza. Lei pensi
all'importanza per l'uomo, per l'umano, sono sempre io. Lo mettiamo sulla cravatta, fermo. Per l'umano, vero? Lei pensi che per l'umano, pensi all'importanza del dolore. Si sente? Del dolore. Mi permetta di fermarmi un secondo su questo, dopo lei mi dica quando devo smettere. Tanto smetto quando voglio, ma si casi non si sa. Ma voglio dire, lei pensi il dolore, ma un computer, almeno di quelli che ci sono adesso, non hanno né il dolore, non so, del microprocessore, né del wafer, non ce l'hanno, né ce l'hanno come percezione del dolore esistenziale, dell'io corporeo. Noi non siamo fatti a pezzi, ma abbiamo un io che li lega, e vi è fuori l'io corporeo. Ebbene, lei pensi all'importanza del dolore. Io non approvo il dolore evitabile. Noi provochiamo tanto dolore che sarebbe evitabile. Il dolore dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sulla donna, sui bambini, insomma, questo. Ma c'è un dolore inevitabile, che è legato al limite dell'uomo, è legato alla difficoltà di capire la morte, alla comprensione dal non esserci. Eravamo nulla e poi siamo diventati in quel meraviglioso laboratorio che è dentro la sacralità della donna, perché è la donna che produce in 9 mesi un essere vivente. Bene, allora dico, tutto, persino il dolore è una caratteristica umana che io apprezzo. Allora ammetto che per il nostro cervello è un computer umano. C'è un bellissimo libro di un chimico, Dubois, che dice l'uomo, questo è so human an animal, così umano, un animale. Noi siamo, e dentro l'umanità c'è anche la fragilità, c'è anche la imperfezione. Levi Montalcini, che è stato un Nobel per la medicina, ha scritto un libro che faceva l'elogio della imperfezione, e lo capisco. Allora, voglio dire, questo cervello, questo computer che c'è qui, che è l'unica cosa di cui io posso parlare e che caratterizza l'uomo e di cui sappiamo ancora molto poco, vorrei dire, soprattutto oggi, che qui le persone, i giovani, sono davanti a chi ha contribuito a creare un pezzo fondamentale di quella tecnologia. Ecco, vorrei che lo conoscessero meglio, il cervello umano, che lo amassero. Vorrei che non si limitassero a trasferire tutto quello che può fare in macchine straordinarie, ma che non possono portare, ed ecco i pericoli, che ci sono sempre stati legati alla tecnologia. La fissione nucleare era fatta per portare energia a basso prezzo e ha creato la bomba atomica, insomma, tutte storie che sappiamo. Quindi c'è un pericolo. Ecco, io sono preoccupato dai pericoli, che non sono insiti nel computer, ma nel suo uso e nel suo fascino, perché non ci siamo fermati al computer digitale, ma su questo poi sono nate tante altre scoperte. Per esempio, il computer digitale era fatto per le aziende, era fatto per i grandi problemi, poi è diventato PC, personal computer, nel 1981, quindi dopo che era stato scoperto il computer digitale. Ma questo computer poi ancora c'è un'altra cosa, nasce il WWW, il www, che è la nascita di internet, e quindi quel computer digitale entra in una rete che permette di fare quello che noi sappiamo, insomma. Allora io sono preoccupato, ma non teoricamente, perché io non so fare teorie, vivo in mezzo alla gente. Alcuni anni fa io ho aperto una clinica, di cui non mi occupo io, in Val d'Aosta, per la disintossicazione dalla dipendenza digitale. Vuol dire che era la prima che nasceva, non me ne occupo più io perché la Val d'Aosta è lontana, ma se ne occupano altri. Allora,
Che cosa voleva dire? Io ho visto, non è teoria, ho visto che cos'è un adolescente di 14-15 anni che sa vivere solo davanti allo schermo, dentro nel mondo digitale. Non ha idea, bisogna, per cominciare a farle cose, bisogna tirarlo via da questo luogo e cominciare a fargli vedere che cos'è il mondo della concretezza, far vedere, far toccare, perché lei prima ha descritto il futuro fisico, ma anche gli occhi verranno fuori. Sì, gli occhi fuori. Ecco, il sesso scomparirà, sarete tutti castrati. Ha capito? Perché fanno l'amore sulle immagini. Allora, voglio dire Tutto questo. virtuale, Allora, queste cose che io dico, non le dico. Queste cose non le dico per spaventare rispetto alla tecnologia. Io sono uno scienziato delle scienze dell'uomo, mi occupo dell'uomo, che è uno che lo si può fare in modo... Ma quello di dire, vedo dei pericoli, non fantastici, ma sulla base di ciò che osservo oggi. E siccome sono un pessimista attivo, lei sa che tra un pessimista attivo e un ottimista, l'ottimista non fa niente. Il pessimista corre dalla mattina alla sera per cercare di evitare pericoli, che poi magari non saranno così grandi. Ma ecco, il mio compito è questo, di evitare che questo cervello di cui non parliamo mai, e voi giornalisti non ne parlate mai, di questo, ma sta buono, no, che questo cervello è straordinario, è una meraviglia e non lo conosciamo ancora e ha delle potenzialità. Dopo, perché non voglio parlare troppo, dopo vorrò anch'io descriverlo in pezzi, ecco, descrivere cosa c'è lì dentro. Allora, vorrei semplicemente che i giovani non spegnessero questo e tenessero sempre acceso quello, ma li tenessero accesi tutti e due, e quello là che servisse a questo, perché ci sono tante cose da fare, ma non tanto, sul piano dell'intelligenza, della velocità di risolvere i problemi, ma quanto sul piano affettivo. C'è da migliorare un mondo che non mi piace, c'è da trovare modalità perché possiamo essere gestiti sul piano della ragione. Vede, io faccio parte di questa civiltà, la civiltà occidentale, e mi dispiacerebbe che finisse, perché quel computer, ma qui mi fermo, quel computer digitale, pensi, è senza il dubbio. Io spero che il grande innovatore che è lì alla sua sinistra possa un giorno inventare il dubbio nel computer. Senza dubbio, mentre quello è yes or no. Se vale ancora l'algebra di Boole, è 1 o è 0. Purtroppo oggi ho imparato, perché ho letto su Nature, e spero che lei l'abbia letto anche lei, Nature della settimana scorsa ha dedicato la copertina a Quantum Supremacy, che sono cose che a lei conosce bene, che le interessano, cioè adesso sta nascendo un altro computer, quello quantico, di cui parlerà meglio di me, e che sembra che vada oltre la algebra di Boole, che quindi invece che 1 o 0 sarà 1 e 0, e quindi va random. Tutto questo, quindi ci saranno nuove generazioni, ma per il momento il dubbio, senza il dubbio noi non avremo Platone e nemmeno Plotino, che è stato studiato molto dal professor Fagin, il professore di lettere di Vicenza. Ecco, perché allora, che è il padre, certo, e che quindi senza il dubbio non ci sono i dialoghi, non ci sono le ipotesi, non c'è nemmeno la scienza, non solo la ragione. Chiudo questa prima tornata, se lei me ne darà un'altra in seguito. Chiudo questa prima tornata dicendo che cosa voglio dire oggi.
voglio dire che l'uomo è dotato di strumenti straordinari e finalmente c'è una scoperta, quella del computer digitale, che forse può permettergli di essere un uomo migliore, perché potrebbe dedicare cose da fare al computer digitale e magari dedicarsi di più ad attività che sono quelle dell'affettività, che sono quelle della comprensione anche tra la gente, del rispetto di quelli che erano i principi dell'umano. E quindi è questo l'invito. Per fare questo però bisogna sapere che c'è un unico cervello e c'è un'unica capacità intellettiva e affettiva che appartiene, per il momento almeno, alla carne. E finché domina il cervello, io continuerò ad occuparmi dell'uomo. Quando per occuparmi dell'uomo dovrò studiare il cervello, andrò in pensione. Il professor Faggin è arrivato quasi a conclusioni analoghe attraverso un percorso completamente diverso. Lui ha inventato il microprocessore, lui ci ha costretti a imparare questo gesto, il touchscreen, insomma ne ha di responsabilità. E allora, professore Andreoli parlava sostanzialmente di consapevolezza, cioè la consapevolezza che noi abbiamo qua dentro è un qualcosa in più che nessuna macchina avrà. Però questa consapevolezza sì, non sempre è attiva, non sempre è utilizzata a buoni fini. Allora, io da fisico, ne ha accennato anche Andreoli, da fisico le chiedo, parto da qui, le do questo spunto, poi parliamo di molto altro, le chiedo, questo libro che è la sua autobiografia, questo elemento non l'ho trovato, ma le chiedo, c'è stato un momento in cui lei, da fisico, ha pensato quello che hanno pensato i suoi colleghi nel deserto del Nevada quando hanno costruito la bomba atomica, e ha detto: qua ho contribuito a costruire una macchina, un'arma che gli esseri umani potrebbero non saper usare consapevolmente, con la consapevolezza. È successo, c'è stato questo momento, oppure i suoi ragionamenti successivi sono arrivati attraverso altre strade? Prima di rispondere, mi sentite? Scopo, adesso L'audio? Prima, Sì. mi sentite? Bene. Prima di rispondere a questa domanda devo contestualizzare un po', cioè devo descrivere un pochino il mio percorso, altrimenti diventa una risposta campata per aria. Io sono partito dall'Italia, cresciuto, educato in Italia, e nel 68, quando avevo 26 anni, sono arrivato in Silicon Valley, dopo alcune esperienze lavorative in Italia e una laurea in fisica dall'Università di Padova. Cresciuto cattolico, cresciuto quindi nell'etica cristiana, un po' alla volta ho perso questa connessione con la religione, con i dogmi religiosi, e ho pensato, come pensano la gran parte degli scienziati, che la realtà è fatta di materia. E un po' alla volta mi sono staccato da questi aspetti, se vogliamo, etici,
religiosi, per dedicarmi anima e corpo allo sviluppo di una tecnologia che secondo me era fondamentale. Quindi prima ho sviluppato la tecnologia MOS con la porta di silicio, che è stata la tecnologia che ha permesso di fare il microprocessore, le memorie dinamiche, RAM, le memorie non volatili, tutti i pezzi mancanti per fare un computer in un pezzettino di silicio, e questa l'ho fatta alla Fairchild come primo lavoro, e devo dire che sono in un certo senso fiero di aver potuto fare questo lavoro con quello che avevo imparato in Italia. Io ho fatto il primo lavoro che ha trasformato la microelettronica, perché il transistore MOS con la porta di silicio è poi diventato l'unico transistore usato nell'industria mondiale. E questo l'ho fatto con quello che avevo imparato in Italia, perché è stato il mio primo lavoro, non ho fatto scuola in America, non mi hanno insegnato in America nulla, ho affrontato questo problema che nessuno era stato capace di risolvere e l'ho risolto in questo modo. Quindi questo mi fa onore all'Italia e alla preparazione che ho avuto in Italia. Considerazione non secondaria. Non secondaria, perché tendiamo a buttarci giù un po'. E il secondo progetto è stato quello di fare il primo microprocessore e poi tutti i primi microprocessori dell'Intel. E questo lavoro mi ha portato a lottare anche con i capi dell'Intel che non credevano a quel tempo nel microprocessore, tanto che l'8080, il primo microprocessore di alte prestazioni, hanno perso 9 mesi, che era di vantaggio rispetto alla competizione, che la competizione non era ancora uscita, ma è uscita 6 mesi dopo, perché non avevano capito l'importanza di seguire con un prodotto molto più avanzato alla prima generazione di microprocessori. E così ho deciso di creare la mia prima azienda, quindi da inventore e ricercatore, sviluppatore di tecnologie e di prodotti, sono diventato un imprenditore. Quindi io da quel momento in poi ho creato 3 aziende, ne ho dirette 4, e la mia vita si è articolata nella start-up della high tech nella Silicon Valley, quindi cosa che poi ho abbandonato 10 anni fa per dedicarmi esclusivamente allo studio della consapevolezza. La sua quarta vita. Quella che chiamo la mia quarta vita. Quarta Sì, la mia prima vita è la vita che ho trascorso in Italia, la seconda vita è la vita dell'inventore in Silicon Valley, paese nuovo, appena sposato, con tutta una serie di novità per me, cultura diversa, lingua diversa e così via. E la terza vita è quella dell'imprenditore. E come imprenditore, che poi ha avuto parecchio successo, anche non successo della Google, ma successo non di meno, ho imparato delle cose fondamentali che non si imparano sviluppando prodotti o facendo tecnologie o facendo ricerca. Ho imparato il valore, per esempio, dell'intuizione, la capacità di mettere informazione dentro un problema che non è completamente definito, e quindi la razionalità umana non è sufficiente a risolverlo. Quando io devo decidere se fare un prodotto che uscirà 3 anni a questa parte, quale sarà la risposta, la situazione della competizione del mercato fra 3 anni? Ma chi è che può rispondere a una domanda così? Se uno chiede a uno scienziato, lo scienziato dice: non lo so, non è un problema che si può risolvere, non è un problema che mi riguarda. Ma se io sono un imprenditore, quello è un problema che mi riguarda, e come? E lo devo risolvere. E come imprenditore ci sono centinaia di problemi così che uno deve risolvere ogni anno. Problemi che non sono ben definiti, i problemi che un computer non potrà mai risolvere. Bene. Allora, nella mia terza ditta, che è la ditta con cui io mi occupavo, cercavo di fare computer cognitivi. A quel tempo, parlo dell'86, era il momento in cui l'elettronica aveva fatto dei grossi progressi, ma la capacità di calcolo di questi computer era molto molto meno di quella che c'è oggi, e
quindi per risolvere questo problema dovevo trovare un modo di meccanizzare le reti neurali, perché mi basavo sulle reti neurali, meccanizzarle facendo una emulazione delle reti neurali, non una simulazione al computer delle reti neurali, che è quello che si fa oggi, ma emularle. Quindi con un transistore potevo fare una moltiplicazione, un'addizione, una memoria non volatile equivalente a circa 3 bit, tutto con un transistore. Quindi potevo ottenere a quel tempo 1 milione di volte più potenza di calcolo di quello che era possibile con una simulazione. Però non sono mai riuscito a trovare un'architettura di sistema che mi permettesse di, con pochi pezzi, combinati in maniera diversa, risolvere i vari problemi dell'intelligenza artificiale. Quindi, benché era chiaro che si potevano risolvere con queste reti neurali, cosa che gli addetti ai lavori non credevano allora. Gli addetti ai lavori pensavano che la soluzione dell'intelligenza artificiale sarebbe stata i sistemi esperti, che poi non hanno fatto più di tanto. Invece le reti neurali, a partire da 10 anni fa, hanno cominciato a superare tutte le tecniche precedenti e 5 anni fa sono partiti in crescita esponenziale e sono la ragione per cui oggi abbiamo questo problema di capire se l'intelligenza artificiale supererà l'uomo o meno. Ma torno un passo indietro, perché quando io studiavo neuroscienza, studiavo biologia per cercare di capire come poi funzionano le cose nel cervello umano e nei sistemi biologici, mi sono fatto una domanda: ma questi libri benedetti di neuroscienza non nominano mai la parola coscienza, nominano solo segnali elettrici, segnali biochimici, come se questi segnali elettrici e biochimici fossero equivalenti alla coscienza. Io avevo a quel tempo dei neuroscienziati come Shepard, che era un eminente biologo, e un altro neuroscienziato dal UC Irvine, Gary Lynch, e ho chiesto: ma la coscienza come si spiega? Ah, non ti preoccupare, ovviamente la coscienza avviene nel cervello, quindi quando il cervello è sufficientemente complesso siamo coscienti e basta. Cioè, la coscienza nasce dalla materia. E io ci ho creduto, mi sono messo a pensare: ma allora riuscirei a fare un computer consapevole? Ed è stato lì la prima volta che ho incontrato il problema difficile della coscienza. Era l'86, 87, e mi sono messo a pensare a tempo perso, perché non era un problema che dovevo risolvere a livello della ditta, dell'azienda, però era un problema che mi interessava. E più ci penso, più impossibile si presenta il problema. Cioè, come facciamo a convertire segnali elettrici e biochimici in sensazioni e sentimenti, che è il modo con cui noi percepiamo il mondo e capiamo e comprendiamo il mondo. Allora, a questo punto poi, a quel momento, in quel tempo, io ero molto infelice. Ero infelice malgrado avessi raggiunto tutti gli obiettivi che il mondo dice che se uno ha una bella famiglia come avevo, abbastanza soldi a sufficienza che non dovevo lavorare un altro giorno della mia vita per mantenermi, mantenere la famiglia, famoso abbastanza da essere contento anche in quella sfera, e soffrivo terribilmente dentro. Ma perché soffrivo? Non lo so, non lo sapevo. E allora in quel momento, proprio nesso temporale in cui mi interessava la natura della coscienza, capivo che la coscienza era la ragione per cui soffrivo, o perlomeno il substrato che mi faceva soffrire, la capacità di soffrire, allora mi è venuta un'esperienza straordinaria di consapevolezza che molti della neuroscienza mettono come una malattia. Invece per me è stata una rivelazione così potente, perché mi ha fatto capire che io sono molto di più di quello che pensavo di essere. Non soltanto un corpo fisico che osserva il mondo come separato da se stesso, ma addirittura il mondo
che osserva se stesso dal mio punto di vista, dal punto di vista di una entità, di un sé cosciente. Non un pensiero, un'esperienza. E il mondo sapeva di amore, e io sapevo di amore, ma di un amore così potente, che non avevo mai provato l'eguale, ma neanche tanto così. E io sono una persona che sa amare, pensavo, ma questo amore era una cosa, era una forza universale che io ho percepito nel mondo, e il mondo ero io, e io ero il mondo che osservava se stesso. Ero l'esperienza e quello che aveva l'esperienza, simultaneamente. Questa esperienza che poi mi ha aperto a tutta una ricerca personale che ha preso 30 anni della mia vita, gli ultimi 30 anni della mia vita, è stato un punto di trasformazione personale che mi ha portato a una concezione della realtà che è completamente diversa da quella che avevo quando sono partito. Quindi io sono arrivato a quello che dirò fra un po' attraverso un vissuto, un percorso vissuto, non attraverso leggere libri o ripetere quello che dicono gli altri o così via. Io ho avuto decine di esperienze straordinarie di consapevolezza, non indotte da droghe, non indotte anzi nelle condizioni migliori fisiche e mentali possibili, però spontanee, in risposta a quello che cercavo, in risposta alle domande che mi facevo, perché avevo una intensità di capire, volevo comprendere. E allora il mondo, quello che è, quello che non conosciamo, mi ha portato delle risposte. E queste risposte mi hanno portato a una intensità di cercare di connettere insieme due mondi che oggi sono separati, il mondo della scienza e il mondo della spiritualità, il mondo delle esperienze interiori, le esperienze che abbiamo dentro di noi, il significato che abbiamo dentro di noi, e il mondo quasi virtuale dell'informazione, il mondo delle cose esterne. Ed è questo il nesso fondamentale che oggi dobbiamo vedere e capire. La parola coscienza, che non si usava mai nei corridoi scientifici, adesso deve diventare una parola fondamentale. La parola consapevolezza, come cos'è la consapevolezza, perché siamo consapevoli, e questa è la differenza tra noi e una macchina e così via, che il problema che sto affrontando soprattutto negli ultimi 10 anni con una fondazione che ho creato con mia moglie, la Federico ed Elvia Fagin Foundation, è di capire la natura della realtà quando dobbiamo assumere che la consapevolezza è irriducibile, è fondamentale, non è prodotta dal cervello. Il cervello è semplicemente un terminale che connette questo mondo fisico con un mondo che ancora non conosciamo, un mondo quantistico, ma addirittura pre-quantistico, secondo me, cioè il mondo che sta sotto il mondo quantistico. Quindi la mia visione è una visione che naturalmente deve essere sviluppata, deve essere, per questo ho una fondazione per dare supporto di ricerca a università italiane, soprattutto americane, adesso comincerò anche con università italiane, a dare supporto per cercare di connettere i pezzi che mancano. I pezzi che mancano sono quasi tutti, perché se uno parte con l'idea che la consapevolezza sia fondamentale e irriducibile, cambia la fisica completamente, perché la consapevolezza allora deve avere qualcosa di causativo già dall'inizio, deve esistere qualcosa prima ancora del Big Bang. Se uno parte con questi principi deve spiegare perché, cos'è la natura dello spazio, tempo, materia e energia, in funzione del fatto che la consapevolezza è qualcosa che è assunto come esistente, prima ancora della materia. Quindi è capovolgere completamente la Weltanschauung che abbiamo oggi del mondo, che parte dai campi quantistici della materia. Quindi questa è la direzione che voglio esplorare attraverso la fondazione, che ho esplorato per 30 anni e che sono convinto che produrrà incredibili benefici, perché l'uomo oggi che si confronta con la macchina può capire perfettamente che la macchina non sarà mai cosciente, non è nella natura
della macchina, della natura dell'informazione che noi chiamiamo informazione, che è appropriata per la macchina, di essere cosciente. L'informazione degli esseri viventi non è informazione senza significato. L'informazione della macchina è informazione di Shannon, che è informazione senza significato. Siamo noi a dare significato, oppure il significato è inerente nella struttura meccanica che abbiamo creato, che porta a certe reazioni a questa informazione che non ha significato. Quindi il principio veramente fondamentale qui è che noi abbiamo a che fare oggi con una confusione di termini. Noi applichiamo termini all'intelligenza artificiale che sono appropriati per essere coscienti come siamo noi, e quindi quando diciamo il computer ha riconosciuto qualcosa, il computer non ha riconosciuto niente, perché per riconoscere bisogna conoscere prima, e per conoscere bisogna avere la coscienza. Noi conosciamo qualcosa e poi dopo la riconosciamo, e la conoscenza è un aspetto creativo che fa parte della coscienza, fa parte di questa capacità che noi abbiamo, ma che per spiegare come è possibile che materia inerte, inconscia, possa creare un cervello che è cosciente, bisogna partire da strutture fisiche che devono avere una interiorità ab initio. Non si può, e sarebbe come dire che le proprietà elettriche e magnetiche che vediamo nella natura a livello macroscopico emergono così da materia che non ha proprietà elettriche e magnetiche, e questo non è così. Le proprietà elettriche e magnetiche sono una qualità fondamentale che deve esistere a livello dei campi quantistici, che è la carica elettrica e lo spin magnetico. Se non ci fosse carica elettrica e spin magnetico, il computer e tutta l'elettricità che abbiamo in casa non funzionerebbe. Lo stesso deve essere per la consapevolezza. La complessità del cervello non ha nulla a che fare con la consapevolezza. È una condizione necessaria ma non sufficiente per avere la consapevolezza, e questo è il punto fondamentale di divergenza con molti scienziati che pensano che la consapevolezza sia semplicemente un prodotto del cervello, e dopo 20 anni di esperienze personali e di lettura e di cercare di capire il pensiero di filosofi e scienziati, sono arrivato a questa conclusione, e da 10 anni studio questo problema in questa ottica. Allora adesso posso rispondere alla sua domanda. Era fondamentale. No. La ringrazio perché senza tutto questo la risposta che mi darà, la so. Adesso questa la so. Questa la so, sì. Non sarebbe stata completa, non sarebbe stata comprensibile. Esatto, non sarebbe comprensibile. Adesso la saprete anche voi. Adesso, dopo questo lungo preambolo, vi dico questo. Io quando facevo il microprocessore, prima di tutto non ero cosciente che ci sarebbero state applicazioni incredibili come per esempio Internet. Tra l'altro Internet non era nemmeno previsto nei libri di fantascienza. In questo l'ho letto, non ho fatto lo studio personalmente, quindi tenetemi come responsabile di questo che dico, ma qualcuno che ha studiato queste cose ha detto che non c'è stato nessun libro di fantascienza che ha predetto Internet. Proprio Internet, il www che è nominato precedentemente, e questa capacità di creare essenzialmente un organismo che fosse capace di rappresentare in un certo senso l'umanità che interagisce. Allora, non avendo esempi nemmeno di cose negative fatte dal computer a quel tempo, io non mi sono mai posto questo problema. Va bene? Invece chi si era messo a sviluppare un'arma atomica che sapeva quello che faceva, doveva fermarsi prima di farlo, poi dire: oh mamma mia, ho scoperto che ho fatto una cosa cattiva.
Quelle, secondo me, sono lacrime di coccodrillo, va bene? Perché sapevano quello che facevano, hanno fatto una bomba atomica, va bene? E poi si pentono? No, non fare la bomba atomica, perché l'unico uso di quell'oggetto era uccidere. L'uso che io vedevo nel computer era di aiutare l'uomo a essere più efficiente, più efficace e basta. Quindi io non mi sono mai pentito e proprio non vedo il confronto possibile tra queste due situazioni. Quella gente che poi ti dice la storiella, no? Che oh mamma mia, abbiamo scoperto quanto cattivo può essere. Ma scherziamo, quelle lì sapevano benissimo quello che facevano, quindi non farlo. Chiuso. Era la domanda, infatti, adesso avete capito perché era necessaria la premessa. Professor Andreoli, che cos'è la coscienza? E secondo lei è o sarà codificabile? Ma dunque, la coscienza non sappiamo bene che cosa sia. Questo è una conclusione che deriva già dalle neuroscienze, diciamo dallo studio dell'uomo. Nelle neuroscienze, credo che sia ben noto, ci sono delle ipotesi, sono 4 le ipotesi sulla coscienza, io non le voglio ricordare perché è una sola, quella che pensa che esca dal cervello esattamente come esce la funzione della memoria, aritmetica, dei numeri invece che ci sono addirittura c'è una ipotesi che considera, parlo di ipotesi, quindi che considera che la coscienza è qualcosa che va oltre il singolo ma che si stabilisce nel rapporto con gli altri e quindi che addirittura ha una dimensione, come può dire, sopra-individuale. Ma quindi la risposta è che non lo so come non lo sa Faggin, il professor Faggin. Però vede, a questo termine bisogna stare attenti perché ha dei significati che possono essere diversi tra di loro. Io parlo di coscienza da quando ho cominciato a occuparmi di cervello e in realtà prima che la coscienza esistesse all'interno delle funzioni mentali era un grande tema della filosofia. No, lo ricordo perché, insomma, quando Cartesio dice cogito ergo sum, in qualche modo è un'affermazione che dice poiché faccio questo, quindi devo avere coscienza di essere. Ma questo per citare la cosa forse più semplice, ma addirittura è quello che dal punto di vista della filosofia, perché vede, lei deve ricordare che le psicologie di cui io sono inserito nasce come scienza nel 1897, perché nasce un laboratorio a Lipsia, il laboratorio di Wundt, in cui si comincia a studiare le funzioni della mente e si partiva dalla sensorialità con delle macchine. Allora, è importante quindi ricordare che le psicologie facevano parte delle filosofie fino a quel momento. La cosiddetta psicologia da cui poi nascono le neuroscienze, eccetera, è una disciplina molto giovane. E quindi il riferimento per me alla filosofia è quasi naturale, perché eravamo dentro la filosofia. Allora, ma ancora più interessante, per le cose che qui abbiamo sentito dire, è Kant. Kant, quando afferma l'io penso, è più forte del cogito ergo sum, perché dice io penso, e in quel io c'è la percezione di qualche cosa che è diversa dal pensiero e che è diversa dall'altro. Quindi qui c'è già il concetto di coscienza. E poi, ripeto, la psichiatria
c'è un capitolo enorme che sono i disturbi della coscienza. Allora, qual è la coscienza di cui mi occupo io? Perché l'ho dichiarato, io non so fare teorie, né devo dire le voglio provare a fare. Io vivo a contatto con i bisogni dell'uomo, che sono anche i miei, perché anch'io ho bisogno, e a cui cerco, avendo scelto una professione diversa, di darvi delle risposte. Delle risposte che sono relative, sono addirittura storiche. Non so, se avessi fatto il chirurgo, fino a 8 anni fa, 9, avrei curato l'ulcera gastrica operando, adesso la curo con gli antibiotici. No, voglio dire, quindi cerco di dare risposta ai bisogni in maniera molto relativa. Non la chiamo empirica, ma relativa, nel senso che si fonda sulle conoscenze di quel particolare momento storico, conoscenze anche razionali, perché la scienza, che è diversa dall'invenzione, è bella la differenza tra inventare e scoprire, lo dico per i giovani che ci sono qui dentro. L'inventare è produrre qualcosa che non c'è, scoprire è analizzare ciò che c'è. Io sono affascinato e vorrei essere una matricola e ripartire di nuovo per occuparmi del cervello. Allora noi dobbiamo scoprire. Allora, e tra i bisogni dell'uomo io ho sempre visto i disturbi della coscienza. Ma che cosa intendiamo per coscienza? Intendiamo una condizione, un qualcosa, ho detto che non so che cosa, un qualcosa che modifica il comportamento, che cambia addirittura il comportamento. Non solo, ma a differenza di una concezione della coscienza come qualche cosa che viene prima dell'essere del Big Bang, questo io non dico niente, perché io ho davanti una coscienza che muta. Ho davanti, adesso vi dirò delle cose che sono, per esempio, la coscienza scompare, ne leggo alcuni casi, nello svenimento, anche i fisici qualche volta svengono, nell'ipnosi, nel sogno, nel coma, nell'estasi, nell'epilessia, nell'anestesia, nella meditazione. Insomma, per me la coscienza è una funzione che si modifica. Talvolta si modifica temporaneamente e quindi si perde e si riacquista, talvolta in maniera si acquista oppure si perde. Allora, il grande problema di cui tutti noi ci dedichiamo è, da una parte, i disturbi di coscienza, l'Alzheimer. Quanti sono? Insomma, no? Ormai il problema, l'Alzheimer, è diventato, dal punto di vista dello studio, perché insomma noi cerchiamo di dare risposta, ma dopo aver studiato qual è la maniera migliore per farlo, sempre relativa, perché noi non abbiamo la verità. Allora è un tema, lì io mi occupo di un centro dove ci sono, a Padova, dove ci sono 2500 anziani, chiamiamoli così, e naturalmente vedo che cosa sono le diverse fasi dell'Alzheimer. L'Alzheimer è un disturbo della coscienza. È interessante perché qui c'è un punto importante, che noi lo rileviamo come partenza di un disturbo delle memorie. E quindi certamente c'è un legame tra memorie e consapevolezza. E questo è un punto che già i fisici dovrebbero tenere presente. Quindi addirittura diciamo, incomincia oggi, bisogna prevenirla, incomincia oggi a 45-50 anni. Mi dispiace per molti 45 anni, è una brutta notizia, ma anche bella se si cerca di prevenirla. Allora, quindi vediamo addirittura uno sviluppo delle modificazioni della coscienza. Ed è bellissimo vedere la coscienza, perché noi siamo abituati a vedere la coscienza soprattutto attraverso la espressione, il linguaggio, perché il linguaggio è comunicazione.
vuol dire che se io parlo, qui davanti penso che ci sia qualcuno che ascolta, insomma. E quindi è una cosa. Ma c'è, mentre si perde questa coscienza, questo aspetto della coscienza, per esempio, si trova che ci sono espressioni affettive della coscienza, che sono invece presenti anche nei casi di Alzheimer più gravi. Quindi la coscienza, così come la intendiamo noi, che ci occupiamo di scienze dell'uomo e del cervello, è una variabile. Non solo, ma ci sono studi bellissimi da anni, almeno dal 1940, che è incominciati gli studi sulla nascita della coscienza nel bambino. E sicuramente il professor Fagin, insomma, ha sentito, anche se non sono dei fisici, nomi come Piaget, insomma, nomi che hanno studiato, osservato proprio la nascita della Melania Klein, nomi grandissimi. Allora, che cosa per esempio abbiamo trovato? È una ipotesi che la coscienza nel bambino abbia un proprio sviluppo e che si realizzi entro il 3° anno di età, cioè che è il momento in cui il bambino dice io, cioè perlomeno quando cioè si percepisce come una individualità rispetto alle figure di riferimento che sono la madre, il padre, eccetera, insomma, quelle oggi dopo che il mondo. Ecco, per esempio, in questo periodo da 0 a 3 anni io ho sempre detto, scritto, non metteteli davanti alla televisione, tantomeno davanti ai videocomputer. Perché? Perché si sta creando una individualità che viene profondamente confusa non solo dall'assemblarsi di immagini che porta i computer, ma addirittura dalla rapidità. Cioè il bambino di 1 anno percepisce il padre lentamente, è bello, come dire, lo analizza, no? La madre, ecco, e quindi questo invece le immagini che si susseguono per fare un film hanno una velocità che non è questa, e quindi diciamo state attenti perché questo può ritardare o creare quella che si chiama confusione. Quando se lei mi dice di definire la confusione, io le parlo della coscienza. Lo schizofrenico è il doppio. Lei pensi, quindi noi viviamo di coscienza, insomma, pur non sapendo che cos'è, ma facendo delle ipotesi. Lo schizofrenico è colui che è diviso dal mondo, non comunica con il mondo. Schizos vuol dire divido. Allora, e generalmente è uno che è come chiuso in una specie di torre e ha fatto uno split, si è separato e in fondo comunica con se stesso addirittura. Che cos'è questo? È la perdita della consapevolezza di essere un io. E qui c'è l'invenzione di che importante, di Otto Rank, che dice ecco, nell'uomo c'è il doppio, cioè come disturbo della coscienza. E qualche volta c'è anche in qualcuno, non c'è necessario essere bambino, essere malato. Allora, c'è una fase in cui si sviluppa la coscienza, quello che noi chiamiamo coscienza. Allora, voglio dire, per me è difficile ritenere che non si parlasse di coscienza fino ad un certo punto. Non se ne parlava dai fisici, ovviamente, ma per noi, per chi ha fatto il mio mestiere, e quindi che si è occupato di cervello, che ha fatto il neurologo perché doveva essere, e poi che si è messo ad analizzare gli aspetti più mentali, perché è lì che affascina il nuovo. Allora, poi c'è una coscienza che è una coscienza affettiva, e c'è una coscienza, per esempio, del pensiero. C'è una coscienza che potremmo chiamare logica. Io capisco che ciò che è stato detto, ecco, ha una precisa delimitazione, identità che definisce una persona. So tante volte che invece a manifestarsi è l'affettività,
no? Dice un abbraccio. È difficile imbrogliare con un abbraccio, sa? Con le parole è più facile, insomma. Allora, voglio dire, quindi il problema della coscienza per noi è il centro, per me è il centro. Ora, io ho aperto il convegno di psicogeriatria, oggi è una grandissima disciplina, c'erano 1500 ormai gli psicogeriatri, parla sul tema la coscienza e dicendo che non sapendo che cos'è la coscienza dobbiamo stare attenti perché potremo impararla. Potremmo imparare alcune cose proprio da laddove noi diciamo che la coscienza è anomala. E in questo entra, come ripeto, la psichiatria. Allora, è probabile che quando io parlo di coscienza ad un certo livello, che è un livello diverso da quello di cui parlano i fisici o quelli che oggi si chiamano quelli del quantum, c'è ormai una disciplina, insomma, no? Infatti, ecco, c'è il quantum supremacy di Nature della settimana scorsa, insomma, cioè ormai è una disciplina e esiste una psicologia, si parla oggi di psicologia quantica e devo dire che discutendo questo anche nell'ambito nostro ho sempre detto che ci sono dei livelli. Ora, il livello a cui io osservo i disturbi della coscienza e cerco di capire perché anch'io mi metto dentro in una ipotesi ma non sono soddisfatto e devo dire al professor Fagin per questo incontro che anch'io studio la coscienza. Sa, non sono partito dalla sua infelicità, ma per fortuna non è dato da uno psichiatra che l'ha salvato, insomma. Ma a parte questa buona notizia, di cui una buona intuizione. Però voglio dire, anch'io penso continuamente alla coscienza di me, al senso dell'esserci invece che non esserci. E quindi non c'è dubbio, ma è un altro livello. E questa volta per discutere dei livelli, vorrei fare proprio un esempio dalla fisica, figurati, che coraggio, ma insomma, però ho degli amici, sono amico di Rubbia, che non lo curo, ma ho detto sappi che non lo dirò a nessuno, insomma, ecco, perché è un personaggio straordinario, ma non so, di Ugo, insomma di altri fisici che sono importanti. Ma dico questo, allora, vede, la fisica, e poi qui mi correggerà, c'è una fisica newtoniana, è la fisica che noi viviamo oggi, insomma, mi sono seduto perché c'è un peso corporeo, forse esiste anche, che so io, la forza di gravità, non lo so. C'è una fisica che è quella della termodinamica, che contraddice gran parte delle nozioni della fisica newtoniana, insomma, non so, basterebbe, io sono affascinato dal demonietto di Maxwell, perché insomma sa che chi fa il mio mestiere un po'. Poi c'è una fisica che è quella che si chiamava delle particelle, oggi non si parla più così perché, come credo dica anche Fagin, ma molti insomma, non sono tanto importanti le particelle, ma i campi, i flussi. Quindi ci sono dei fisici, insomma, quando Rubbia mi spiega, gli chiedo ma dimmi che cos'è il vuoto, e quello mi dice non lo capirai mai perché è troppo pieno, no? È un troppo pieno di cose che quindi tu sei invece newtoniano. Allora, voglio dire, è probabile che anche la percezione della coscienza, perché anche i disturbi della mente, un giorno che oggi cerchiamo di spiegarli anche qui con ipotesi, perché non lo sappiamo, attraverso le molecole. Le molecole sono robe grosse, no? Bisogna vedere gli atomi, bisogna vedere tutto quello che è sotto l'atomo, insomma. Bene, allora,
È probabile che ancora oggi nessuno, sapendo definire che cos'è la coscienza, ecco, veda diversi livelli di consapevolezza. Ecco, però non c'è dubbio, per esempio, che è possibile, per esempio, vedere in ciascuno di noi quando è molto attiva la coscienza dell'altro e quando invece è particolarmente attiva la coscienza dell'io. In un processo di meditazione in cui cerco di allontanarmi dalla corporeità, è chiaro che ho una percezione della mia coscienza, del mio essere, diversa da quella di quando cammino, corro o faccio ginnastica. Quindi mi sembra che non si tratta di dire se è giusta la ipotesi quantica o se è giusta la ipotesi quella diciamo newtoniana, ma ci capiamo cosa vuol dire. Newton non aveva parlato di coscienza, ma mi sembra che ci sono livelli diversi, però sta di fatto che la coscienza di cui noi ci occupiamo è fondamentale per il comportamento e che la perdita della coscienza, che è sempre legata alla perdita della memoria, e qui bisognerebbe pensarci, ed è qui che molti stanno lavorando. Ecco, bisogna, e la coscienza e la memoria nasce da qui. La memoria nasce da qui e non abbiamo bisogno di vedere come vanno i flussi, i campi magnetici o energetici, perché abbiamo già inventato il PET e soprattutto la risonanza magnetica funzionale che io ho visto nascere. Anzi, il mio maestro di Harvard si chiama Seymour Katie, che è il padre di questa poi tecnologia, arrivata dopo tanti anni, insomma. E anche lui era partito da una domanda molto semplice. Pensi che era partito, questo forse interessa anche, lui si era chiesto se per fare un pensiero razionale, oppure uno delirante, che vuol dire quindi errato, falso, se si usava la stessa quantità di energia. Sembra una domanda, dice ma come? Se facciamo un pensiero rotto, usiamo la stessa quantità di energia. Ed era una domanda banale che però pensi cosa. Subito ha detto benissimo, per rispondere a questo bisogna saper misurare il consumo di energia nel cervello. E allora prima si è cominciato con i traccianti, poi con l'emoglobina, insomma tutta una serie di cose che non le sto a dire, ma successivamente poi si è arrivati a farlo con la PET, insomma, che è nata da questo gruppo, dal gruppo in cui ho partecipato. Allora, da questa, qui che cosa viene fuori? Viene fuori che vediamo, cioè nel momento in cui io penso una cosa, vedo che si attivano delle aree cerebrali, perché sarà vero che non c'è il cervello, non è dal cervello che emana la coscienza, l'ho detto, io non lo credo per esempio, come non lo credono i fisici, però è certamente vero che ci sono in quella rete neuronale, che ci sono delle zone che si attivano quando si producono certe funzioni. Quindi so dove vedo, addirittura dico vedo perché posso vedere quali sono le aree che si attivano, uno che mi dà risposte di memoria numerica rispetto a risposte di memoria di immagini, o addirittura ce ne sono tantissime memorie. C'è la memoria concettuale, l'intuizione, c'è la memoria semantica, ce ne sono tante, e possiamo vedere che si accendono quando lei pensi che, perché poi sa, la fisica è meravigliosa, ma c'è anche ormai una strumentazione per il cervello che affascina. Lei pensi che si è scoperto, forse da alcuni mesi, si è scoperto che se noi facciamo un desiderio, allora io sono qui, guardo tutta questa gente, però faccio un mio desiderio. Supponiamo, perché tutti pensano a questo, che sia un desiderio erotico. Allora, se guardiamo
se guardiamo adesso, in questo momento, la risonanza magnetica, pensi che si attivano le stesse aree che sarebbero coinvolte nella soddisfazione del desiderio. È bellissimo. Cioè, nella mia mente il desiderio ha una localizzazione. E questo spiega perché tante volte il desiderio va meglio dell'operatività. Non sarà il suo caso, ma... comprendo non voglio dire. Però voglio dire, questo è bellissimo. E lei pensi quante cose anche noi, poveretti, che studiamo il cervello, questo meraviglioso computer, di cui purtroppo io non ho inventato nessun microprocessore, perché non c'era, c'è già dentro, ha capito? Lui doveva inventarlo perché non c'era, mentre la scienza cerca di scoprire, ne dà una definizione anche bellissima, no? Lo stesso Einstein quando parla della scoperta delle leggi del corpo, delle leggi del cosmo, insomma, dice, noi fatichiamo tanto per scoprire una piccola legge, ma poi pensiamo in quel momento a tutte le leggi che controllano l'universo, eccetera. E questo è già un atto di consapevolezza del limite, per esempio. L'ultima cosa, perché ho già mangiato il mio tempo, è questa. Ho toccato un tema prima, una parola. È dolore. Vedete, io mi occupo di matti e di solito mi piacciono proprio i matti, insomma. Quando dirigevo il dipartimento, le piccole cose le davo tutte agli assistenti, ma io amo proprio i matti, insomma, ecco. E allora, quando in questi casi si capisce che la psichiatria si occupa del dolore. È una disciplina che si occupa della sofferenza. La sofferenza mentale non è la sofferenza dei pezzi, no, del microprocessore, del wafer, non so, perché non li hai. È il dolore esistenziale, il dolore dell'esserci. Tirando le cose, perché oggi parliamo anche di coscienza, è un dolore della coscienza, dell'esserci. Dice, ma dove ti fa male? In nessuna parte. Ma però non parliamo di, cioè un po' è anche l'infelicità, ma io non amo il termine felicità, preferisco sempre quello della gioia, perché la gioia è corale, la felicità è molto individualizzata. Allora ecco, la follia ci riporta al dolore e il dolore quindi è una caratteristica umana. La depressione. La depressione, guardi, è proprio uno straordinario racconto del dolore dell'uomo. Lei pensi, il depresso o la depressa è una persona che ha consapevolezza di non sapere fare più niente, nemmeno le cose che faceva automaticamente, quelle consuete. Ma non basta questo, è anche il senso di colpa per non essere capace di fare. E vede che le persone, i figli, se è una madre, avrebbero bisogno di essere aiutati, ma lei non è capace di fare niente. Pensi il dramma di una consapevolezza che noi definiamo patologica, ma è umana prima. Io sono un uomo prima di essere uno psichiatra. Allora, che la consapevolezza è di sentirsi persino in colpa per per credere di non sapere fare più nulla. Che cosa c'è di più umano di questo limite, di questa sofferenza? E allora, vede, oggi che mi confronto, penso ai computer digitali, penso a tutto quello che verrà fuori. Adesso in questo articolo che vi cito, che
che nasce dalla Google, sono 50 autori sono indicati per questa cosa, dice che c'è una velocità di esecuzione che va 10.000 volte almeno quella non umana, ma addirittura quella dei computer più avanzati. Non so se è vero, riferisco a quello che c'è scritto in Nature. Quindi non è tanto il problema della velocità, ma qualsiasi computer non avrà mai il dolore. E qui penso di dire non l'avrà mai. Vede, non ho detto l'intelligenza, perché lei si meraviglierà. Perché per me, vede, io ho vissuto in Africa per un certo periodo della mia vita, non dominava la cultura razionale. E si vive lo stesso, anche se non è l'unica maniera di vivere quello della civiltà occidentale, che è quella di Platone, dicevamo, e di Aristotele. Però si può vivere anche, se vuole, senza la razionalità. Per esempio con gli animismi, in cui ogni oggetto ha un proprio spirito, anche i sassi hanno. Ecco. Allora, sasso di cui parla anche nel libro. Ma allora, quello che voglio dire è io non parlo dell'intelligenza, ma parlo del dolore. Perché secondo me, quella che è lo stigma dell'umano è il dolore. E io dico, ai giovani, sono tanti giovani, poi mi ha messo davanti i più maturi, ma voglio dire, sì, ma volevo dire a quelli, ma aspetti, lasci stare, a quelli il dolore umano. Non va seguita la cosa, il dolore, dobbiamo vincere il dolore, non mi piace l'orecchio, cambiamo l'orecchio. No, il dolore, la sofferenza, la fatica, il sacrificio. Queste non sono vizi dell'uomo, ma sono caratteristiche dell'uomo. E io mi riferisco a queste. Quel computer credo che abbia bisogno di energia, adesso cambiano anche le batterie, sappiamo, ma non ce l'avrà mai. E allora io dico, e mi occupo di roba rotta, di uomini, tra virgolette, ecco, io credo che nulla è così umano come il dolore e sono sicuro che questo non l'avrà nessun computer, nemmeno quelli della nuova generazione, di cui spero di non potermi occupare perché sarò in posti diversi. Grazie. Il professore mi ha un po' preoccupato prima perché mentre pensava a quale desiderio potesse essere stimolato in questo momento, lei ha pensato a quegli aspetti, a me era invece venuto un bombolone alla crema. Forse devo venire in cura, forse. No, è un po' più grave, insomma. Più grave, l'ho immaginato, per questo sono preoccupato, perché sarà la dieta forse. Credo. Professor Faggin, lei ha, dobbiamo anche scherzare un po', no? Ci mancherebbe altro. Lei ha lavorato, conosciuto con soggetti come Jobs, Bill Gates, e però ha detto una frase che le chiedo conferma intanto perché l'ho letta: non mi sono mai sentito tanto in pericolo come quando ho avuto a che fare con manager che dovevano per forza essere primi. Allora, rispetto a questi manager, a questi scienziati, a questi ricercatori, secondo lei perché la maggioranza degli scienziati pensa o è convinta che prima o poi si arriverà al computer consapevole? Perché sono mossi esclusivamente dalla competitività, quindi sono mossi da un vizio umano, o perché non sono adeguati? Va bene, di nuovo devo tornare indietro perché siccome non è stata definita la consapevolezza, vorrei almeno dire la mia al riguardo, cioè
che cosa considero io la proprietà fondamentale della consapevolezza, anche se non posso descrivere che cos'è la consapevolezza, ma almeno proprietà fondamentali che la distinguono dalla macchina. E quindi posso poi rispondere alla sua domanda. Prendiamo il problema semplicissimo di annusare una rosa. Io, quando annuso una rosa, ho dei sensori nell'epitelio nasale che sono sensibili alla conformazione molecolare di certe molecole odorifere che sono emesse dalla rosa. Quando questi sensori sono attivati, producono un segnale elettrico, quindi la combinazione di questi segnali elettrici della mucosa vanno a finire nell'area del cervello, la corteccia entorhinal, la so solo in inglese, entorinale, che è la corteccia preposta alla distinzione degli odori, e produce un simbolo. Produce il simbolo rosa perché ho riconosciuto il profumo della rosa. Quindi la corteccia cerebrale non ha fatto altro che prendere, come farebbe un computer, un segnale complesso fatto di tanti segnali diversi e tradurlo o convertirlo in un altro simbolo, il nome rosa. Va bene? E il computer può fare perfettamente questa operazione. Però io, dopo aver riconosciuto automaticamente la rosa, faccio qualcosa di molto di più. Io sento il profumo della rosa. Il profumo della rosa da dove viene? Non è nei segnali elettrici prodotti dal cervello. La sensazione di profumo e il significato che ha il profumo in me, questo profumo, e tutto il significato che si accompagna ad aver capito la rosa, cos'è la rosa nel contesto della mia comprensione globale del mondo, di me stesso e così via, il computer non ce l'ha. Il computer è semplicemente una traduzione meccanica da segnale complesso a un altro segnale più semplice, nome. Segnali sensoriali, un altro simbolo, nome. Nessuna comprensione, nessuna sensazione e sentimento. E questa è la proprietà fondamentale della consapevolezza, quella di vivere un'esperienza che porta significato dentro di noi. Questa capacità fondamentale distingue l'uomo dalla macchina. Il computer non avrà mai questa capacità, perché il computer è semplicemente un trasduttore di simboli. Sono tradotti o perché la traduzione è automatica, fatta da un algoritmo, oppure sono tradotti perché una rete neurale artificiale ha trovato delle correlazioni che esistono nei simboli all'ingresso, e questa correlazione poi viene identificata come il nome di un oggetto attraverso un processo di learning, di training. Va bene? Il computer, per esempio, ha bisogno di milioni di esempi per imparare. Un bambino basta che senta il profumo della rosa 3 volte e poi riconoscerà la rosa. Ma non è qui il problema. Il problema è che chi dice che il computer sarà consapevole assume 2 cose fondamentali. Assume che il cervello sia un computer e che questo computer quindi abbia la capacità di avere consapevolezza, che la consapevolezza emerga soltanto da una organizzazione del computer. Quindi in un certo senso d'accorda all'idea di molti scienziati, neuroscienziati, che la complessità del cervello è quella che porta la coscienza. Invece la complessità del cervello è necessaria per avere, secondo me, una consapevolezza così ricca soltanto perché noi siamo entità molto, molto sofisticate, ma la consapevolezza non può essere nel cervello.
perché la consapevolezza allora se ne può andare? Perché quando dormiamo non siamo consapevoli? Un esempio che aveva portato il professore per dire la consapevolezza va e viene, quindi, ed è certamente correlata all'operazione del cervello. Perché noi, quando siamo convinti di essere soltanto il corpo, siamo ipnotizzati dall'idea di essere il corpo e è la nostra coscienza che non è del corpo, ma esiste una realtà più vasta, la realtà in cui la meccanica quantistica esiste, in cui il calcolo quantistico esiste, che non può essere fatto da un computer classico, dalla fisica classica. Quando questa struttura fisica si rompe o ha qualche problema, va bene, se noi riceviamo segnali soltanto da questa struttura perché crediamo di essere il corpo, allora a quel punto lì perdiamo la coscienza oppure abbiamo coscienza patologica, perché si è semplicemente rotto. È come una radio, no? Che prende segnali da qualche altra parte, la musica viene dall'altra parte, se rompiamo la radio non c'è più musica, ma la musica non viene dalla radio, viene da fuori. Va bene? La radio è semplicemente un trasduttore da un mondo delle onde elettromagnetiche al mondo della musica prodotta da un altoparlante. Quindi la consapevolezza, la natura della consapevolezza si scopre quando uno comincia a disincantarsi dall'idea di essere un corpo, quando uno comincia ad aprirsi alla possibilità di essere di più del corpo. E io l'ho scoperto perché ho avuto questa esperienza straordinaria di consapevolezza che non sapevo neanche che esistessero queste cose, quindi l'ho scoperta perché qualcosa me l'ha fatta provare, va bene, ma una volta scoperta uno capisce che la realtà è molto più sofisticata, molto più ricca di quello che credevo prima. Allora in quel momento uno si apre a questa possibilità e ora scopre che la consapevolezza può raggiungere capacità che vanno molto al di là di quello che noi pensiamo, di quello che noi possiamo misurare. Adesso non mi ricordo più la domanda. Perché? No, perché ci sono la maggioranza degli scienziati Sì. Sono convinti che i computer potranno Sì, prima o poi arrivare in un alla certo senso l'ho già risposta, perché pensano che il cervello sia un computer. Il cervello non è un computer, questa è una falsità. Non sappiamo assolutamente come il cervello faccia l'elaborazione dell'informazione, non lo sappiamo. Facciamo finta di saperlo. Parliamo di correlazioni che troviamo tra stati della coscienza e stati mentali con l'fMRI e così via, ma quello non ci racconta nulla, non sappiamo dov'è la memoria, non la sappiamo, ipotizziamo che sia nel peso delle sinapsi soprattutto, ma non lo sappiamo veramente. Va bene, noi guardiamo una cellula, una semplice cellula, un protozoo, un'ameba o un paramecio, va bene? Questi animalini, che sono una cellula sola, si comportano come un pesciolino, hanno tutte le caratteristiche di un pesciolino. Evitano gli ostacoli, cercano il cibo, cercano un compagno, una compagna, non so se si possa parlare di compagno o compagna in questo caso, ma comunque cercano qualcuno con cui avere una relazione, va bene, si riproducono e tutto il resto, va bene. Queste cose qui che fanno questi oggetti coinvolge una elaborazione dell'informazione straordinaria. Noi non potremmo simulare con i computer che abbiamo oggi, non possiamo simulare quello che fa un'ameba. Con tutti i computer che abbiamo non si può fare, perché bisogna partire da principi quantistici, perché la vita non è un sistema classico, non è newtoniana, è studiata come se fosse un sistema riduttivo, ma non lo è. E la coscienza si nasconde tra le divisioni artificiali che abbiamo fatto noi, tra gli elementi che chiamiamo parti separabili, che non sono separabili. E questo è il grande dramma oggi, che vogliamo ridurre tutto a parti separabili. La coscienza è quello che connette il tutto. La coscienza è
è il mare, se vogliamo, in cui queste strutture vivono, sono dentro la coscienza, non viceversa. È proprio lì il problema fondamentale della scienza oggi, che praticamente la coscienza è come una cosa che nasce dalla materia. No, è la materia che nasce dalla coscienza, da una proprietà ancora più fondamentale, quello che dico io. Naturalmente va studiata, questa è un'ipotesi, no? Non sono mica l'oracolo di Delfi, semplicemente io sono arrivato a questa conclusione perché è impossibile spiegare con la scienza che abbiamo i fenomeni associati alla coscienza, e soprattutto i fenomeni che non sono facilmente riproducibili, per esempio in laboratorio, perché sono fenomeni straordinari. Ci sono monaci, per esempio, che hanno stati di coscienza che hanno già dimostrato che sono completamente diversi come stati mentali dagli stati di una meditazione normale oppure di una concentrazione normale e così via. Cioè dimostrano che l'abilità umana di avere un'esperienza senziente è incredibile. Allora, la coscienza, a mio modo di vedere, la coscienza umana si articola in quattro aspetti fondamentali. C'è la coscienza del mondo fisico, del mio mondo fisico, del mio corpo, sia all'interno del mio corpo come all'esterno, quindi delle sensazioni fisiche che provengono dai sensi fisici e dai propri cettori, quindi dai sensi interni del corpo fisico. Poi c'è la coscienza che viene dalle emozioni. Le emozioni che hanno tutta un'altra caratteristica, l'amore, l'odio, la fame, non la fame, ma le cose emotive, quindi la gioia e così via. Poi c'è la coscienza che ha a che fare con i pensieri, il livello mentale, quindi il livello fisico, il livello emotivo, il livello mentale, e poi c'è la coscienza del livello spirituale, cioè la coscienza di far parte del tutto, ma non come pensiero, come esperienza, perché la coscienza ha a che fare con la capacità di avere esperienze vissute. È proprio lì la differenza. Il computer non vive nulla, il computer semplicemente non c'è buio dentro. E anche quando dico c'è buio dentro, in un certo senso dico una fesseria, perché non c'è niente, non c'è neanche un dentro nel computer. Il computer è tutta esteriorità, quindi non può avere niente dentro perché non c'è neanche un dentro. Quindi è solo una frase poetica. Invece noi abbiamo un dentro, e nel nostro dentro c'è luce. È la luce della coscienza che illumina la nostra vita con esperienze di tutti i tipi, di tutti i colori, personali e interpersonali, ed è questo il fenomeno fondamentale che il computer non avrà mai, ed è proprio lì che si nasconde la differenza fondamentale tra macchina e uomo, ed è quello che il soggetto di questo discorso, che vorrei, se è possibile, restare su questo soggetto, perché è molto importante che sia chiarito, in modo che non pensiamo, non crediamo a quello che molti ci dicono, che vengono purtroppo dalla Silicon Valley, che ci dicono che le macchine ci supereranno. Stanno cercando di creare robot che superano l'uomo, che sostituiscano l'uomo. Invece di fare robot che possono lavorare in concerto con l'uomo per aumentare la crescita umana a livello umano delle interazioni sociali e della spiritualità umana, va bene, vorrebbero farci pensare che noi siamo macchine difettose, che loro faranno meglio di noi. E questo è un danno incalcolabile, soprattutto ai giovani che non hanno ancora avuto modo di capire la loro umanità fino in fondo, e quindi possono essere spostati da una attenzione alla propria interiorità soltanto un'attenzione al mondo virtuale dei telefonini, dei simboli dei telefonini. Ma io quando parlo do molta più informazione di scrivere una parola. Una parola scritta ha perso tutta la ricchezza di quando quella parola la dico gesticolando, muovendo il viso. Cioè il significato di quella parola si arricchisce di sfumature che non è possibile quando uno legge una parola in un telefonino o in uno schermo o anche in un libro. E per quello
ciascuno che legge un libro riceve il suo significato, un significato soggettivo, anche se i caratteri del libro sono oggettivi. E quindi noi dobbiamo imparare a capire le differenze tra di noi e la macchina e sviluppare la nostra interiorità, perché la ricchezza umana è nel nostro mondo interiore, non è nel mondo fuori. Perché soffrivo? Perché vivevo solo fuori, avevo trascurato me stesso, le mie esigenze, quello che volevo io, i miei desideri, era tutto fuori, ero fuori, vivevo fuori. E oggi siamo tutti, come dire, invitati a vivere fuori di noi, invece di capire chi siamo dentro di noi e interagire da dentro a dentro con un'altra persona, attraverso una relazione con le altre persone che è una relazione ricca di emozioni, di sentimenti. E questo è cosa vuol dire essere umani. Uno che ha una relazione con un telefonino, per di più un telefonino il cui contenuto è mandato da persone che non hanno rispetto per la nostra privacy, per la privacy dei nostri dati, e usano i nostri dati e ci rendono strumenti per far soldi, allora io ho un problema con questo. Quando questo succede, questo mi crea un grosso problema etico, perché non è possibile che influenzare le persone, perché possiamo catalogarle attraverso i click che le persone fanno per poi mandare informazione che è legata a una specie di inscatolamento di quello che è come dire, le preferenze, la psicologia di una persona. Quello è pericolosissimo, è pericolosissimo. Già abbiamo visto che le ultime elezioni sono state un po' truccate da questa manipolazione di massa, no, fatta targettando gruppi di pensiero e di influenza, ma adesso o nei prossimi 5-10 anni sarà possibile targettare individualmente, ogni persona sarà catalogata e poi sulla base di questa catalogazione, a seconda di chi paga, gli si mandano informazioni perché uno voti per uno o per l'altro, oppure perché uno compri un prodotto o un altro. Questa ad personam, e questo può essere fatto in maniera così insidiosa e così, come dire, che uno non sa neanche che sta avvenendo, perché è spostare piccole cose che non neanche si accorge. Va bene, questo è un problema insidioso che dobbiamo assolutamente evitare, perché altrimenti saremmo controllati da queste corporation che vogliono far soldi su di noi, in un modo o nell'altro, perché lo fanno per vendere informazione o per avere profitti dai risultati che ottengono manipolando l'uomo. Quest'ultimo aspetto è molto molto importante e fondamentale a proposito di consapevolezza, no? C'è poca consapevolezza di questo rischio. Sta avvenendo sotto i nostri occhi, senza che noi ci accorgiamo. Sì, assolutamente. E soprattutto i giovani sono influenzati in maniera, perché poi gli si dà la cosa che è funny, la cosa che è bella, attraverso il giocattolare uno viene incanalato dove un altro vuole, e questo è un pericolo gravissimo. E voi ragazzi dovete tenere gli occhi aperti, perché siete portati a fare cose o a pensare cose che sono gli altri che vi vogliono far pensare, e invece dovete imparare a pensare con la vostra testa, con il vostro cuore e con la vostra pancia, perché anche la pancia è importante. La pancia è dove c'è il coraggio, dove c'è il libero arbitrio, la capacità di agire, e il cuore dove c'è empatia, la capacità di collegarsi con gli altri. E il cervello non è solo razionalità, il cervello ha intuizione, inventiva, ingegno, immaginazione. Queste cose la macchina non le avrà mai. La macchina può solo amplificare gli aspetti meccanici della nostra mente. Non ha cuore e non ha pancia.
base alle indicazioni che mi sono state date prima di iniziare, so che c'è un gruppo, in particolare degli studenti delle scuole superiori, che hanno un orario rigoroso che devono rispettare, per cui abbiamo a nostra disposizione, direi, 10 minuti, quindi 5 minuti a testa. Vorrei hanno volato alto, no? Adesso li vorrei, vorrei riportarli un po' più verso il basso, chiedendo a entrambi, secondo loro, e mi collego all'ultimo passaggio del professor Faggin, le degenerazioni del linguaggio che vediamo in particolare sui social, le sbracature, insomma, a cui assistiamo, di che cosa sono figlie? Sono colpa nostra o sono colpa delle macchine? Ma innanzitutto mi permetta di dire in 5 minuti. In 5 minuti. Di dire che la valutazione che è uscita sul computer, da chi del computer è operatore, non mi sembra molto lontana da quella di chi parla del computer, che non è un computer, del cervello vero, insomma, del cervello. E se lei ricorda, ho incominciato dicendo che hanno espropriato tante cose, perché hanno chiamato cervello, hanno chiamato la rete, hanno chiamato le sinapsi, hanno chiamato tutto un mondo che è quello, diciamo così, dell'uomo, che definisce l'uomo. Volevo aggiungere che, sottolineare che lei pensi che sono nate nella scienza, che io credo molto nella scienza, anche se so che la scienza è un avvicinarsi, è la voglia di sapere la verità e di non raggiungerla forse, ma sono nate le scienze dell'uomo, 1955, è un termine che ha usato Piaget, e voleva indicare, quando si discuteva ma è una scienza, la psicologia, la psicanalisi, eccetera, ha detto sì, è una scienza che però non ha un oggetto come oggetto, un pezzo dell'uomo, il cuore, oppure anche lo stesso cervello, ma che ha come oggetto l'uomo tutto intero. Mi piace molto questa espressione perché, ecco, la disciplina a cui appartengo tiene insieme l'uomo tutto intero, che vuol dire le 3 caratteristiche. Quando noi valutiamo una persona, valutiamo qual è la biologia di questa persona, importante, i cromosomi, il genoma è importante perché in qualche modo ci dà una struttura che non è, che dà un cervello anche, ma una delle scoperte più grandi degli ultimi 30-40 anni nelle scienze dell'uomo, nella neurobiologia. Sì, ci sono state anche quelle dei computer, ma permettetemi di dire che è stata la scoperta del cervello plastico. Negli ultimi 30 anni abbiamo capito che il cervello è fatto di 2 parti. Una parte che è strutturata, e la chiamiamo deterministica, ma è eccessivo. Ma in qualche modo ci sono delle connessioni, diciamo c'è una rete soprattutto stabile o abbastanza stabile, ma poi c'è una parte del cervello che è data dai lobi frontali e dalla prima parte qui dei lobi parieto-temporali, questa roba qui sopra, questa, che è la sede del cervello plastico, vuol dire che si modifica sulla base dell'esperienza. Cioè significa che l'esperienza produce delle modificazioni, se vogliamo a livello sinaptico nel vecchio sistema, adesso diciamo nel sistema della rete, insomma, cioè si creano delle reti. E questa è la grandissima scoperta, che per esempio ha cambiato la mia disciplina. La psichiatria era fatta di malattie di cui non c'era niente da fare. Lo diceva un mio concittadino Lombroso, di cui ho fatto di tutto per dimostrare, per riportare in equilibrio la fama della città. Insomma, non ne vede, quindi da una condizione in cui il malato era da buttare via, insomma, siamo arrivati a dire che
e questo è una piccola, molto piccola, qui bisogna stare attenti oggi con gli inventori, io non ho, casomai sono qualche piccola scoperta, nel 1982 ho affermato, dimostrando che il luogo della psichiatria è il cervello plastico, e quindi vuol dire che è una disciplina che può modificarsi, perché si può modificare le categorie di malato, perché si modifica la struttura cerebrale che è propria del cervello plastico. E allora questa è una grandissima scoperta. Del cervello sappiamo ancora pochissimo. E allora io sono anche molto prudente, sia nell'affermare sia nel negare. Cioè non sappiamo quasi niente, sappiamo poco. Provate a pensare, per esempio, alla potenzialità di questo. Voi, tutti noi, usiamo nello stesso momento non più del 16% dell'area attiva cerebrale. Cioè noi abbiamo un cervello che ha un'attività di base, potremmo dire preparatoria all'azione, che già consuma una quantità enorme di energia. Poi l'azione non permette di, come dire, di mettere in azione più del 16% di tutta, perché l'energia di cui avrebbe bisogno porterebbe a perdere coscienza. Tanto per essere, cioè serve, quindi non ha sufficiente energia. Allora, ed è questo un grande limite, pensate, e mi chiedo, a parte che c'è qualcuno che ne usa l'1%, ma non qui a Treviso, io dico a Verona perché qui voglio andare via tranquillo. Ecco, ma non so, Zuckerberg ha 3 neuroni. È un cinese, non so chi è, ho letto sul giornale, non so chi è. Allora, quello che voglio dire è questo. Quindi pensate solo alle potenzialità di questa cosa. E quindi bisogna essere aperti, avere il gusto. E allora anche qui i giovani dico, ma state attenti, interessatevi un po' più di questo strumento. E allora non è possibile, glielo dica anche lei, non è possibile che si legga che in Italia gli adolescenti usano da 5 a 5 ore e mezza il giorno l'esposizione al mondo virtuale. Non è possibile, è più del tempo di scuola e non c'è tempo per comunicare più con nessuno, perché poi bisogna anche dormire. Ecco, anche lì, sai, il dormire non è che perdiamo l'attività cerebrale, c'è un livello di attività diversa e quindi anche un livello di coscienza. Comunque, allora, non è possibile che si spenda tutto questo tempo per un mondo che è affascinante, ma sapete qual è il fascino? È che se davanti al video, nel mondo virtuale che esce da questa rete, c'è qualcosa che non piace, basta cliccare e va via. Nel mondo concreto questo non è possibile. Se va a casa e non gli piace il nonno, non può cliccare. O la moglie. Vabbè, no, la moglie, io ho i nipoti, ormai non si può cliccare. Allora è chiaro però che è la realtà concreta che mette in attivo tutto quello che è le funzioni del nostro cervello, che è l'adattamento. Darwin che parlava che occorre un adattamento, non in senso passivo, la fitness è essere protagonisti. E quindi la grande sfida del mondo giovanile deve essere di poter usare, sulla base di quanto le generazioni precedenti hanno prodotto, di usare nuovi pensieri, di usare nuove teorie, di dipingere, di fantasticare, desiderare un nuovo mondo, non di trovare là perché continuano a cliccare. Adesso ho visto, l'avrà visto anche il professor Faggin, a New York hanno inaugurato le strade per quelli che camminano col computer, perché siccome guardano solo il computer, sbattono contro le cose, allora ci sono dei camminamenti in cui vanno tutti quelli col telefonino. Questa è una perversione. È una perversione, insomma, ecco, perché anche a camminare si può essere perversi. Insomma. Allora, finisco dicendo, ma tenetelo in tasca questa robetta, ma sappiate
che rispetto a quello che avete qui, è incredibile. E guardate che voi state perdendo la capacità del dubbio e la capacità del ragionare, del dialogare. Volete solo stare chiusi e ormai i ragazzi sono tutti a casa. Dopodiché, se vedete che vostra figlia 14enne è in camera, perché ognuno ha la propria camera, con quel ragazzotto adolescente di 15 anni ed è in camera da 8 ore, non temete niente, state tranquilli, state tranquilli. Hanno solo scambiato, si scambiano il telefonino. Grazie, non parlo più. Chiuda lei. Fanno niente. Professore, molto rapidamente, anche perché mi segnalavano che forse c'è, se facciamo in tempo, la possibilità di una o due domande a risposta rapida dal pubblico. Le pongo anche a lei la domanda o la riflessione: di chi è figlia la degenerazione nell'uso di questi strumenti? Certamente non è figlia della tecnologia, la tecnologia può essere usata bene o male, quindi è figlia di una mancanza di coscienza umana e di etica umana che porta alla manipolazione della gente, e questo è sempre avvenuto in tutta la storia umana, dalle religioni, anche la scienza indottrina in un certo senso, anche la scienza ha dogmi. La scienza, per fortuna, ha la capacità di cambiare i dogmi quando scopre che i dogmi non funzionano più. Quindi la scienza ha la capacità di rinnovarsi, di ricrearsi, che invece molte religioni non hanno, perché insistono che questi dogmi sono la verità. Quindi questo indottrinamento è congenito nella società umana. Cerchiamo di indottrinare la gente per manipolarla, per fargli fare quello che vogliamo. Non so, per esempio l'eccessivo senso di patriottismo che poi dopo porta sti figli a essere ammazzati in guerra per far più ricchi i ricchi che creano una guerra per farsi più ricchi. Quindi questo è sempre successo nel mondo, va bene? Ed è ora che ci svegliamo prendendo consapevolezza di quello che sta succedendo e ci difendiamo attraverso un'azione personale, perché non si può fare da fuori questa azione, deve essere fatta da ciascuno individuale, dentro di sé. Noi siamo responsabili per la nostra vita e tutti questi strumenti, tutte queste informazioni che vorrebbero distrarci da questa realtà, dal fatto che la nostra vita ce la creiamo noi prendendo responsabilità della nostra vita, è l'elemento fondamentale oggi che potrà distinguere un'umanità che sarà in grado di utilizzare la tecnologia per il bene comune, oppure altre guerre distruttive. E soprattutto il problema del cambiamento climatico, di cui non abbiamo ancora parlato, ma che è una bomba d'orologeria che già è scattata un po', si usa un po' di polvere da sparo, però siamo 30-40 anni prima che veramente crei un problema veramente insolubile, a meno che noi non lavoriamo insieme come pianeta, non come italiani, come pianeta, per risolvere questo problema che la nostra mancanza di consapevolezza ha creato. Quindi io, soprattutto ai giovani, auguro di prendere coscienza della propria responsabilità. Le vostre azioni sono quelle che individualmente creano la vostra felicità o infelicità, la vostra gioia o mancanza di gioia, va bene? E soprattutto creano un contesto di problemi solubili o insolubili. E l'unico modo di risolvere il problema è di prendere atto che siamo responsabili della nostra vita e di quello che avviene nella nostra vita. Non possiamo dare la colpa agli altri, tendiamo sempre a dare la colpa agli altri, e questa, diciamo, scoperta, se vogliamo, che è una scoperta da 4 soldi, ma è una scoperta importante quando uno la capisce, l'ho fatta quando avevo 40 anni
e avevo avuto dei dissapori col mio collega con cui ho fondato la Zilog, la mia prima ditta, e siccome lui era l'aggressore e io ero la vittima e mi ero messo dalla parte della vittima, così mi scusavo, va bene? In realtà questo modo di fare era un modo di fare irresponsabile, perché io non difendevo me stesso, non difendevo i miei diritti, avevo come dire, mi accontentavo di soffrire in silenzio. Ma guarda un po', che razza di stupidaggine. Va bene, quando ho capito questo, ho cambiato in una maniera fondamentale. Ho capito che non è solo l'agire male che è il problema, ma ancora più importante è non agire quando uno dovrebbe agire. È il non fare quando uno dovrebbe fare il problema ancora più grave. Quindi da lì è cominciata un risveglio, diciamo, di quella che è la mia responsabilità, e questo mi ha portato poi ad altre esperienze, a una crescita personale che auguro a tutti voi, perché, e ai ragazzi in particolare, perché questa crescita personale comincia quando uno prende responsabilità per la propria vita. Questi telefonini non fanno altro che distrarvi da prendere responsabilità della vostra vita. È una distrazione, non è un arricchimento, è una distrazione, è un trastullarsi. Dovete capire cosa c'è dentro, è quello che è dentro che conta. E ve lo auguro di tutto cuore. Direi che anche l'orario non ce lo consente, perché mi hanno posto dei vincoli, quindi non possiamo non possiamo concedere delle domande, ce ne sarebbero davvero migliaia, però nel caso le risposte le trovate nel libro di Vittorino Andreoli, L'uomo col cervello in tasca, e nel libro di Federico Faggin, Silicio. Qui dentro trovate tutte le risposte alle domande che non sono e non siamo riusciti a fare a questi 2 pezzi da 100, non da 90. Io qui mi fermo, vi saluto, vi ringrazio, vi lascio con una riflessione su un'immagine che tutti voi, sono sicuro, avrete visto prima o poi, vi sarà capitato di vedere. È quella che ho visto la scorsa settimana in una pizzeria, dove nel tavolo a fianco al mio c'erano 2 fidanzati, perché altro non si potevano giudicare se non fidanzati, perché insomma si capiva che erano lì perché avevano una comunità di sentimenti. Ebbene, per tutta la durata del pasto, uno ha smanettato su un telefonino e l'altra ha smanettato sul suo. E quando per fortuna sono arrivate le pizze, hanno semplicemente masticato. Ora, dobbiamo uscire da questo vicolo cieco. Dobbiamo uscire da questo vicolo cieco e l'unica cosa che questi affari sicuramente non avranno mai sarà lo sguardo, perché lo sguardo ce l'abbiamo solo noi, almeno quello. Grazie, buona giornata a tutti. Bravo.